Pensiero del giorno, domenica 23 febbraio. Valorizzare le relazioni. Il Signore ci ha fatto il dono di esortarci sempre più a fare dell'amore reciproco la base di tutto. Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri. Prima lettera di San Pietro, capitolo 4, versetto 8. Con soprattutto è così che l'azione acquista valore. Come in un camino acceso è necessario di tanto in tanto smuovere le braci con un attizzatoio perché la cenere non lo ricopra, così è necessario di tanto in tanto ravvivare le relazioni perché non siano ricoperte dalla cenere, dall'indifferenza, dell'apatia, dell'egoismo. Riaccendere le relazioni, approfittare di ogni occasione della giornata per far uscire dal nostro cuore e da quello dei nostri fratelli fiamme di amore incandescente. Chiara Lubick, L'amore reciproco, Città Nuova Editrice. Parola di vita, febbraio 2025. Vagliate ogni cosa, tenete ciò che è buono. Dalla prima lettera dei Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 21. El pensamiento del día es un material de difusión que realizamos personas de buena voluntad que contribuimos con nuestro servicio a lograrlo. No realizamos ninguna interpretación personal a los escritos de Chiara Lubick. Solo lo difundimos lo más fiel posible.